Stop ai test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso. L'appello arriva dal governatore Luca Zaia, che rivela di aver rinunciato al progetto di conseguire una seconda laurea proprio dopo aver letto i test di ammissione degli anni precedenti. Sono raccapriccianti, vergognosi, banali, nel senso che non c'entrano nulla con una selezione rispetto, che so, alla propensione verso la medicina piuttosto che verso la chimica o l'ingegneria. Sono test fatti da gente che non sa neanche di cosa si sta parlando e prendiamone atto perché i futuri premi Nobel della medicina non si selezionano così. È un problema di democrazia, di perequazioni e di pari condizioni, sostiene il governatore. I provvedimenti in vigore sono classisti e snob, regole terzomondiali che non portano a scegliere i migliori, ma coloro che magari per pura fortuna riescono a passare i test d'ingresso. Il sistema va cambiato. Noi dobbiamo garantire a tutti, anche ai figli del popolo, agli studenti lavoratori, di potersi iscrivere e di dimostrare quanto valgono. Questo è quello che dobbiamo fare. Poi sarà l'università a selezionare, ma lo si fa con gli esami specifici che sono gli esami della professione. Per questo, conclude Zaia, sono dalla parte dei ragazzi che hanno ragione a fare casino con le loro proteste e anzi ne dovrebbero fare ancora di più.